Buona serata e ben ritrovati con Tribù Biancorossa, ancora a parlare del Mantova insieme oggi a due ospiti d'eccezione che hanno vestito entrambi la maglia biancorossa. Partiamo da Claudio Turella, che è anche responsabile del settore giovanile. Buonasera. Buonasera, e anche ovviamente Nicola Trentini. Buonasera. Allora, io parto subito. Il risultato intanto i telespettatori lo conoscono, purtroppo il Mantova è uscito sconfitto dal campo di Poggibonsi 1-0. Come state vedendo, chiedo prima a te Nicola, il momento del Mantova attuale? Un momento molto difficile, una sconfitta che oggi non ci voleva, dopo una settimana dove comunque il Mantova aveva raccolto 4 punti appunto in 3 partite, oggi ha perso, una sconfitta, purtroppo si sperava di raccogliere qualche punto, ma era un campo difficile. Il momento è difficile, è un finale di campionato dove bisogna stringere i denti e cercare di raccogliere più punti possibile, perché insomma, si è invischiati seriamente nella lotta per la retrocessione. Ecco Claudio, il cambio nella guida tecnica cosa può comportare? C'è un entusiasmo subito dopo che ha portato a questi 4 punti, ora cosa c'è da fare? Ma questo succede, però se vuoi fare un'analisi corretta è praticamente il terzo cambio di allenatori che facciamo a Mantova, quindi vuol dire che le cose non andavano benissimo già dall'inizio. Se poi vogliamo essere ancora più franchi, il presidente Bompieri qualche settimana fa ha riconosciuto di aver sbagliato come società tantissime cose, quindi è un momento super difficile. Io credo che la situazione tecnica che è venuta a crearsi in questo momento con Boninsegna e Frutti potesse essere la migliore in assoluto che si poteva trovare per queste ultime partite. Di conseguenza adesso stare a piangere sul latte versato, ma era sbagliato questo, ma si poteva fare diversamente, credo che sia abbastanza inutile per chi vuole bene veramente il Mantova e che ci sia da far finta che non sia successo niente, fare quadrato intorno alla squadra, dare una mano a questa squadra per salvarsi e poi bastoniamo chi dobbiamo bastonare. Quindi guardare avanti è ormai è l'unica cosa da fare. L'unica cosa, perché mancano sempre meno partite, cioè ogni volta che giochi adesso mancano 9 partite perché hai un recupero da fare, altrimenti sarebbero 8, di conseguenza non puoi arrivare alla fine che per salvarti hai bisogno di prendere 4 punti nell'ultima domenica, perché non te li danno neanche se vinci 10-0, di conseguenza c'è da dare una mano a questa squadra, perché io credo che, parlavamo prima con Nicola, ci sia una mediocrità assoluta in questo girone, perlomeno quest'anno, gli anni precedenti non l'abbiamo vista seguendo altre categorie. È proprio in funzione di questa mediocrità che io personalmente non credo che il Mantova sia dalla posizione che occupa attualmente in classifica. Perciò come bagaglio tecnico dei giocatori, sì, valore assoluto. Non è un valore eccelso, attenzione, perché non vorrei creare illusioni diverse da quelle che sono. Siamo una squadra mediocre anche noi, ma al di sopra di più di una squadra che viaggia nella mediocrità, dando per scontato, che non è mai niente scontato nel calcio, che le ultime 3 in classifica avranno dei seri problemi a prendere la quart'ultima, quindi facciamo finta, ipotizziamo che le ultime 3 siano già retrocesse e che quindi ci sia da lottare per superare il quart'ultimo e il quint'ultimo posto. Siamo in 3 squadre a pari punti e una squadra un punto sopra, quindi 4 squadre riescono a giocarsi, diciamo, l'ipotetica salvezza rispetto alle altre 2. Lotta centimetro dopo centimetro per conquistare questa salvezza. Quest'oggi pomeriggio agrodolce per lo sport mantovano, detto del Mantova, invece a Viedana gli aironi hanno battuto i campioni in carica del Munster per 21-17 per una vittoria epocale. Chiusa questa parentesi rugbistica, andiamo subito a vedere le immagini del match a Poggibonsi, appunto con il Mantova che è uscito sconfitto per 1-0. Terzo appuntamento in 7 giorni per il Mantova, impegnato a Poggibonsi. Rientra Sensi dopo l'infortunio, in attacco Pietri Biasi in coppia con Franchi. Una trentina i tifosi biancorossi allo stadio Lotti di Poggibonsi. Nei primi minuti si fa vedere subito la formazione dei Leoni senesi. Al secondo minuto, errore della difesa del Mantova, Fallomi alla palla buona ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Passano 5 minuti, calcio di punizione ancora di Fallomi che dà solo l'illusione del gol. Il Mantova prova a reagire, palla buona per Del Sante che si coordina bene ma la palla finisce alta sopra la traversa. Pochi minuti dopo palla buona ancora per il Poggibonsi con Fallomi che costringe a festa la prima super parata della giornata. Ancora Poggibonsi, palla per Moscarino, tiro ma palla che finisce abbondantemente a lato.
Al 40esimo occasione per il Mantova, Franchi solo davanti al portiere in sacca, ma l'arbitro ha già fischiato il fuorigioco del numero 10 biancorosso. 2 minuti dopo, contrasto tra Falomi e Zaninelli, l'arbitro fischia il rigore. Dovrebbe batterlo lo stesso centravanti, si presenta invece Boldrini, il cui tiro finisce sul palo. Ma non è ancora finita, altri pericoli per il Mantova. 2 minuti dopo, Boldrini in mezzo per Falomi, sempre lui, e Festa compie un'altra super parata. Il primo tempo si conclude 0-0. Nel secondo tempo, dopo appena un minuto, la palla buona arriva dal Bosco, che si presenta solo davanti a Festa ma calcia a lato. È un campanello d'allarme che si concretizza 5 minuti dopo. Palla in mezzo di Moscarino per Dal Bosco, che senza problemi insacca il gol dell'1-0. Mantova sotto di un gol che al 13esimo rischia di crollare definitivamente. Falomi ruba palla a Pettarin, calcia da fuori area e la palla sfila a lato di pochissimo della porta difesa da Festa. Occasione per Del Sante, colpo di testa e palla respinta sulla linea da El Camch. Entra 5, il Mantova passa a 3 punte, calcio di punizione di Franchi, parato senza problemi da Sportiello. È ancora il Poggibonsi a rendersi pericoloso con Cirina, colpo di testa e altra super parata di Festa. Entra in campo Pietri Biasi, il Mantova passa a 4 punte ma non punge, anzi è per ad avere una buona occasione al 45esimo del secondo tempo, calciando a lato. Pietri Biasi ha la palla del pareggio al 47esimo, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Le dirette inseguitrici tranne il Montichiari non ne approfittano, ma il Mantova resta ancora pesantemente invischiato nella zona play-out. E queste dunque erano le immagini, gli highlights della partita oggi di Poggibonsi con il Mantova, che è uscito sconfitto per 1-0, Claudio, ma mi sembra che il risultato possa essere un po' stretto al Poggibonsi. Beh, io concordo con quello che dice Nicola Antonietti nella cronaca, che la vittoria del Poggibonsi è meritata stando perlomeno a quello che abbiamo visto come occasioni avute da parte di una squadra rispetto ad un'altra. Però insomma, che il Poggibonsi sia una bella squadra, adesso mi sembra di ricordare che ha vinto 3-0 all'andata qui in casa, che ha cominciato il ciclo del periodo negativo di Claudio Valigi, è comunque una bella squadra. Quello che fa specie, se vogliamo, è che i tifosi si arrabbiano anche un po', è che noi facciamo fatica a concludere, quindi noi facciamo fatica a costruire, a creare occasioni, a sbagliarle, perché nel calcio si sbagliano anche, però dare quantomeno l'illusione che te la stai giocando, che ci stai provando. Col nuovo metodo tattico che ha impostato Sauro Frutti, io credo che sia la tattica ideale per questo tipo di squadra, quindi con Colonetti che faccia la sua fascia come è capace di fare, come ha dimostrato che è capace di fare, e poi abbiamo qualche problema in fase di conclusione, però insomma si vincono anche 1-0 le partite, quindi non dobbiamo fare delle cose da vincere 3-4-0. L'importante è stare uniti, come dicevo prima, l'importante è che la squadra non perda la fiducia in se stessa, che senta che la gente comunque è vicina, e torno a dire, diamo una mano a salvarsi, dopodiché diamo qualche legnata a qualcuno, ma quando ci siamo già salvati, non adesso, perché adesso sarebbe controproducente. Esatto. Nicola, guardando il futuro, facciamo un salto in avanti, quali sono secondo te i punti fermi da cui ripartire a livello tecnico della squadra e perché no anche societario? Una bella domanda. Societario magari la teniamo no, nel senso che io guarderei gli errori che sono fatti quest'anno, nel senso che l'anno scorso il Mantova ha vinto il campionato, l'ha vinto il Carrozza e tutto bene, però dalla D alla C cambia un po', la chiamo C ma non si chiama più così. Secondo me l'errore più grande è stato quello di a settembre, a ottobre, a novembre ancora a parlare di playoff, di una squadra che non aveva i mezzi tecnici di arrivare, cioè nel senso le squadre si giudicano a dicembre, a gennaio, si aspetta, se te illudi Tiframanto vengono 3.000 tifosi, 2.000, cioè se te dici siamo una squadra da playoff, la gente poi ti contesta e comunque cioè, non stai dicendo la verità, perché il Mantova quest'anno, stiamo vedendo adesso, ha cambiato 3 allenatori, un direttore sportivo, confusione nell'ambiente societario, quindi bisogna aspettare a dire, certo, quindi insomma un errore grave è questo, nel dire noi siamo una squadra che miriamo ai playoff quando poi stai a marzo, hai cambiato 3 allenatori e stai lottando per salvarti e speriamo di salvarci, perché se il Mantova non si salva si rischia tanto a livello proprio di calcio mantovano. E quindi il futuro, io dico, metto Claudio, speriamo di salvarci, poi dopo vediamo, bisogna tirare una riga. E, cioè, Bonpiere bisogna ringraziarlo perché è venuto a Mantova e ha riportato il calcio a Mantova, ok, e questo siamo tutti d'accordo, però poi gli errori ci sono stati e bisogna ripartire da lì, da non rifarli più.
questo a Mantova è 20 anni, abbiamo già passato queste cose a Mantova, e quindi mi sembra di parlare, non so... Ma secondo te nel futuro ci deve comunque ancora essere Bompieri? Questo qua non lo so, nel senso io non sono dentro il Mantova, non so le questioni societarie, non so se lui ha voglia di rimanere o no, però se si fa la Serie C a Mantova, sperando di rifarla, quindi di salvarci, ci vuole una società che sia in grado, primo economicamente, di mantenere una struttura, ma a livello da giovanili a prima squadra, e poi insomma se non si è in grado di vincere il campionato, si fanno i proclami e si può dire: guardi, noi facciamo un campionato per mantenere la categoria, se è quello il budget, se no è inutile illudere i tifosi che a Mantova, ripeto, non vengono 200-300 tifosi, a Mantova vengono 2000 tifosi e poi contestano, quindi insomma... La piazza comunque calda. Parlava di settore giovanile, com'è la situazione, il termometro? Io prima di settore giovanile dico una cosa, aggiungo una cosa su quello che ha detto Nicola, perché è vero, la società ha sbagliato, in primis il presidente ha sbagliato con i proclami dei playoff. Però chi conosce il Presidente sa che il Presidente è forse il primo tifoso del Mantova, anche se si è avvicinato l'anno scorso per la prima volta veramente al Mantova. Di conseguenza è stata un proclama dettato dal sangue e non dettato da quello che era la cognizione, perfetto, dal cuore, e non da quella che era la cognizione di sapere di avere una squadra. È chiaro che sulla carta al Presidente è stato detto: abbiamo preso questo e questo e questo, un po' la pagata, sì, però sono stati messi come fossero giocatori importanti, poi tutto il girone d'andata maschio, che era l'acquisto più importante di tutti, non ha mai giocato per infortuni. Quindi c'è stata anche una serie di situazioni che è andata a complicare un po' la cosa. Diciamo, a livello personale il Presidente ha detto l'anno scorso: non pensavo mai di provare a 70 anni le soddisfazioni che ho provato a fare il Presidente del Mantova, ma è abbastanza chiaro che quando vinci un campionato e in una piazza come Mantova è una cosa... Quindi lui, secondo me, si è lasciato trasportare un po' dall'entusiasmo dell'anno precedente, ma non l'ha detto né con cattiveria né con malizia né con la convinzione di... Però d'accordo che i tifosi si sentono parlare di playoff, ci credono, perché dicono: il Presidente finora si è dimostrato che quello che ha detto si è realizzato, e di conseguenza crediamo che sia vero che ci siano Quindi poi, per tornare al discorso del settore giovanile, io dico in più di un'occasione che i massimi esperti di settore giovanili dicono che servono 7 anni per rifondare un settore giovanile, quindi noi è 1 anno e mezzo praticamente che lavoriamo, e se vogliamo vederlo dal lato dei risultati, la Beretti sono 5 partite in fila che vince, dopo un inizio di annata un po' particolare, però insomma passiamo dai dilettanti ai professionisti. Gli allievi nazionali fanno la loro bella figura, anche se oggi hanno perso malamente con il Bassano. I giovanissimi nazionali si prendono la soddisfazione di battere l'Udinese, di battere il Chievo, di battere queste squadre, quindi sono quarti in classifica, o forse quinti dal risultato di oggi che ha impareggiato Treviso. Abbiamo i 2000 che sono andati a Milano oggi con l'Inter, hanno vinto 3-0 con l'Inter. Cioè, diciamo che tutto l'entourage del settore giovanile sta lavorando, secondo me, molto bene, con dei buoni risultati, però il settore giovanile è un discorso a parte, bisognerebbe fare una trasmissione apposta per capire che il settore giovanile o lo fai in un certo modo o è meglio che tu non lo faccia, lo fai come ti obbliga la federazione. Dal tuo punto di vista, visto che parliamo di giovani, come giudichi il regolamento, se vogliamo chiamarlo così, delle quote? Ma io sono sempre stato contrario al discorso delle quote a livello di quando facciamo incontri con federazioni e cose varie, perché se da una parte sembra che le quote sia poter dar spazio a dei giovani interessanti, dall'altra io ti dico il 90% delle squadre gioca con delle quote che se non fosse perché sono quote non giocherebbero. Di conseguenza tu vai a penalizzare una società che fa comunque sforzi economici e finanziari anche in questo periodo qua, che non lo trovo corretto. I giocatori, quelli bravi, giocano anche quando hanno 16 anni e questo lo dicevo tanti anni fa, quando io allenavo la Velimpentese, avevo Giacomini in porta e in panchina avevo un portiere di 30 anni, a 16 anni Giacomini, il portiere di 30 anni che arrivava dal Reggiolo, quindi da campionati importanti, e giocava Scansani libero che aveva 16 anni e c'era in panchina un libero di 30 anni. Quindi l'allenatore, se vede un giocatore bravo, per giovane che sia, non deve avere l'obbligatorietà delle quote. Anche perché magari se matura un po' dopo è già fuori quota, è un giocatore secondo me crea solo dei problemi.
È probabile. Sicuramente un giocatore, come dicevi tu, bravo, emerge da solo. Cioè, vediamo nei campionati, non in Italia perché non siamo ancora maturi e non capisco il perché di questa cosa, ma all'estero, in Inghilterra specialmente, in altri paesi, a 16 anni quando dicono che sono bravi, tu li vedi giocare in prima squadra, ma giocano in prima squadra nei campionati maggiori di quelle categorie, quindi non è che giochino in prima squadra nella Serenissima di Roncoferraro. È un problema culturale. È un problema culturale, sono d'accordo. Un problema culturale. Allora, adesso il Mantova andrà ad affrontare il Casale. Casale che perde 2-0 in casa, quindi avrà il dente avvelenato, è quasi un eufemismo. Sì, però il Mantova queste partite ha anche dimostrato più volte di saperle affrontare magari meglio rispetto ad altre. In effetti sembra un paradosso, ma è meglio una partita così che una partita contro uno scontro diretto, contro una diretta interessata per la salvezza, perché magari gli stimoli sono maggiori e quindi il Mantova c'è sempre un pubblico che incita la squadra e quindi come contro il Treviso il Mantova ha fatto una grossa prestazione, quindi tra virgolette è meglio una partita così, cioè, anche se insomma poi è dura perché sono forti, certo, però insomma bisogna affrontarle, sono loro in calendario e quindi è certo che ci vorrà una prestazione non come quella di oggi, visto i servizi e anche il secondo tempo di Domenico Alessandria, perché insomma se sono primi non sono lì per caso, ci vorrà un Mantova di quelli tosti. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo prima di andare in pubblicità, lo sfruttiamo per andare a sentire le opinioni nel post gara dell'allenatore, ovvero Sauro Frutti. Forse un po' anche questo tipo di gioco palla lunga ci ha un po' penalizzati perché non riusciamo mai a accorciare bene e a recuperare la palla. Diciamo anche che abbiamo avuto un atteggiamento un po' troppo remissivo nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo preso gol su una palla persa nostra, ci siamo fatti trovare scoperti, però su abbiamo cominciato a giocare un pochettino, senza costruire molto, però insomma su calcio d'angolo loro hanno respinto sulla linea, poi abbiamo avuto un paio di tiri da dentro l'area, quello di Franchi e quello di Pietri Biasi, però abbiamo fatto un po' pochino oggi. È che è una squadra che ha dei problemi, questo lo sapevamo tutti, e poi quando giochi in queste situazioni qua che fai fatica a venirne fuori è ancora peggio, perché i ragazzi sicuramente non hanno quella libertà, quella consapevolezza di cui sono dotati, lo hanno dimostrato anche oggi, però è chiaro che dobbiamo tirarci fuori da soli. Diciamo che riusciamo a tenere abbastanza, perché oggi abbiamo preso un gol che si poteva evitare, abbiamo rischiato altre 2 o 3 volte, però dobbiamo cercare di fare qualcosa in più, dobbiamo essere un po' più propositivi. 4 punti a un certo punto in campo, però pochissime occasioni per il Mantova, è segno che i biancorossi non si sono ancora liberati di certi blocchi mentali che avevano anche prima. Le 4 punte abbiamo cercato gli ultimi 10 minuti di fare un 4-2-4, cercando magari sulla pizzicata, sulla palla lunga di poter avere una situazione, anche perché facciamo un po' fatica oggettivamente a portare palla, quindi magari ci poteva. Ecco, questa era l'opinione di mister Frutti nel post gara del 4-2-4 e dell'approccio mentale a cui accennava. Ne parleremo fra qualche istante dopo la pubblicità. E eccoci in studio dunque per parlare del Mantova. Abbiamo sentito proprio pochi istanti fa le opinioni di mister Frutti. Prima però andiamo a vedere quello che è successo in questa giornata di campionato, la 30esima con Bellaria e Gemma Arena Alessandria finita 1-2, Casale e Borgo Buggiano risultato sorpresa con il Borgo Buggiano 2-0 Corsaro, Cuneo Montichiari a rete inviolate, Giacomense Sant'Arcangelo 0-4, Lecco San Marino 2-1, Poggi Bonsi Mantova ovviamente 1-0, Pro Patria Aurora Virtus Entella 4-2, Rimini Treviso 0-2, Savona Renate 1 pari, Valenzana San Bonifacese 3-2, per una classifica che vede ancora dunque il Casale in testa alla classifica, però si accorcia il distacco con San Marino che ha ancora anche una partita da recuperare. Casale 54, San Marino e Cuneo a 51, Rimini 48, Treviso 47, Virtus Entella e Poggi Bonsi 45.
35, Sant'Arcangelo 43, Renate, Propatria e Borgobuggiano 40, Alessandria 39, 35 Savona, Bellari e Giamarina 33, poi il terzetto formato da Giacomense, Mantova e Montichiari 32 e poi il terzetto, come diceva Claudio, che chiude la classifica, ovvero San Bonifacese a 25, 23 Lecco e 22 Valenzana, con il Valenzana che ha anche una partita da recuperare, ma come detto il distacco è cospicuo. Andiamo allora a sentire un'intervista molto breve dell'allenatore del Poggi Bonsi, Fraschetti. Lo sapevamo, ora al di là che era la terza partita, ma lo era anche per il Mantova. Avevamo in campo qualche ragazzo che non ha ancora i 90 minuti, quindi era logico pensare che gli ultimi 10-15 minuti facessimo un pochino fatica, però insomma, al di là di qualche conclusione da fuori, mi sembra che poi l'unico tiro importante sia stato su punizione a 7-8 minuti dalla fine. Credo che il successo ci sia tutto, le occasioni le abbiamo avute e archiviamo l'ennesima prestazione da incorniciare da parte dei ragazzi, che dà lustro anche a questa società, perché insomma è sempre stimolante giocare contro avversari del blasone del Mantova e poi soprattutto riuscire a fare risultato come abbiamo fatto noi. Giustamente soddisfatto mister Fraschetti. Claudio, torniamo un attimo alle cose biancorosse, quindi a questo 4-2-4 proposto per recuperare il match nei minuti conclusivi. Insomma, questa è una cosa che viene abbastanza normale per un allenatore, l'abbiamo visto fare da Mourinho, dicevamo prima. A lui andava bene? Vabbè, a lui andava bene perché aveva anche quel famoso fattore C che gli poteva andare meglio rispetto a Sauro. È chiaro che stai perdendo, quindi gli ultimi 10 minuti le tenti tutte, perché non è che il modulo sia il modulo ideale per poter giocare, però è abbastanza chiaro che probabilmente lui si aspettava che qualche palla spizzicata, come ha anche detto, che potesse arrivare in area, arrivasse nei piedi di qualcuno che quantomeno il suo lavoro sia quello di buttarla dentro di solito, quindi si è imposto tra virgolette nel calcio professionistico seppure di seconda divisione, però facendo l'attaccante, quindi qualche volta la buttava dentro. Credo che non sia quello l'errore, il male del Mantova. Il male forse è stato un altro, che c'è stata poca costruzione di gioco, perché poi quando si critica spesso le punte, io poi mi agito un po' perché ho giocato da punte, non come Nicola in altri ruoli. A volte non vedi arrivare palloni e dici ha giocato male, ma come fai a giudicarmi? Non mi è arrivata una palla, non ho potuto sbagliarla o farla bene, come puoi dire che io ho giocato male? Io adesso faccio l'altra parte della medaglia, nel senso che molto spesso però si dice che è la punta che con i suoi movimenti crea il gioco della squadra. Sì, ci sta anche questo come tipo di movimenti, però la squadra deve salire con la palla al piede, non deve salire con la palla che ha la palla il portiere o il difensore, calciano e cercano direttamente di fare il lancio di 50 metri, che diventa andare a nozze per qualsiasi difesa, che anche se non sono dei fenomeni. Quindi è vero che l'attaccante crea col suo movimento l'opportunità del passaggio, però è altrettanto vero che io dico tu dammi la palla da poter concludere, non andare verso la bandierina e poi io crossare magari. Dopodiché se sbaglio mi dici hai sbagliato, ti do 5 in pagella, 4 in pagella, ti buco le gomme della macchina, tutto quello che vuoi, ma buttala dentro qualche volta. Ecco. Nicola, tu invece come lo vedi? Manca proprio un qualcosa qualitativo, a livello qualitativo in mezzo al campo? Ma guarda... Poi è una questione mentale. Sì, no, io penso che manca qualcosa a livello qualitativo, nel senso che Mantova quest'anno è partito con 2 punte, che secondo me, con tutto il rispetto, però insomma Mantova se vuoi puntare a vincere il campionato, fare una squadra per arrivare ai playoff, devi avere una punta da 20 gol, insomma devi investire qualcosa in una punta. Con tutto il rispetto, le 2 punte in cui siamo partiti quest'anno non erano all'altezza di questo campionato, di fare un campionato da vertice. Certo, infatti a marzo sono andati a prendere un'altra punta. È mancato un regista tutto l'anno, di qualità dico. E quindi queste cose alla fine si paga. Una squadra, Claudio lo sa meglio di me, è fondata su una punta, un grande centrocampista e un difensore centrale, cioè l'asse centrale deve essere forte. Colonna vertebrale. Certo, e con dei giocatori, se devi investire qualcosa, devi spendere qualcosa, devi spenderli lì. C'è una punta che ti garantisca 20 gol.
un centrocampista centrale forte e un centrale difensivo forte. Il portiere l'avevamo, Velodi, ma sappiamo com'è andato. Quindi insomma per me è mancato un po' lì il mercato del Mantova. Abbiamo preso tanti giocatori, c'è una rosa di 30 giocatori a Mantova, ma la metà secondo me non sono da interregionale, con tutto il rispetto, ma non c'è. Io ripeto il discorso di prima, se si faceva un campionato dobbiamo mantenere la categoria, è tutto qua. Se si fanno dei proclami poi dopo li paghi, se non hai il materiale con cui lo vuoi fare. Allora andiamo a sentire un altro protagonista della partita di oggi, andiamo a trovare un difensore molto esperto, Zaninelli. Il più grosso rimpianto di questa partita era stato di averla persa per un errore all'inizio del secondo tempo. Subire un gol in contropiede in una partita di questo genere non ci sta in questo momento. Sì, diciamo che magari non è stata una delle nostre migliori partite, anzi, però davvero prendere il gol sul nostro errore su una palla in uscita lo sentiamo qua nello studio. Sicuramente con un po' più di attenzione, visto che eravamo stati fortunati in qualche occasione, potevamo davvero dare continuità e uscire con un punto che per noi era preziosissimo, visto anche gli altri risultati. Cosa non ha funzionato oggi nel Mantova in particolare? Diciamo che primo tempo siamo andati un po' in difficoltà, un po' perché loro in mezzo al campo ci hanno aggredito, non ci ha fatto, e noi ci siamo rifugiati solo con la palla lunga, un po' il vento a favore e quindi siamo andati un po' in difficoltà. Però il secondo tempo, dove pensavamo di prendere noi sopravvento, con il gol subito con 1-0 per loro, la partita è stata un po' tutta in salita, noi siamo mancati un po' negli ultimi 30 metri sicuramente. Però noi appunto per quello dobbiamo guardare a Treviso, cioè non è che a Treviso erano altri giocatori, siamo sempre gli stessi giocatori, appunto per questo dobbiamo cercare di dare continuità di prestazioni proprio a livello di corsa, di voglia e tutto il resto. Oggi siamo mancati magari un po' sotto aspetto della corsa, magari sarà la terza partita, che sarà una questione mentale, non lo so, però sicuramente dobbiamo ripartire guardando in avanti per subito la prossima partita e pensare su di far punti in casa, ma tenendo ben presente che siamo capaci di fare delle buone prestazioni. Tenendo presente per la prossima partita il Casale è una squadra con un'ottima difesa, quindi occorrerà ritrovare un po' più di efficacia nelle manovre d'attacco soprattutto. Penso che dobbiamo pensare a noi, a quello che dobbiamo fare noi in campo, a metterci il 100%, come abbiamo fatto anche oggi, però magari qualcosina in più sicuramente, magari anche un po' più di qualità, però dobbiamo guardare a noi, dobbiamo smettere di guardare gli altri, cosa fanno gli altri, insomma, cerchiamo di sfruttare magari delle mancanze degli altri, ma sicuramente dobbiamo guardare a noi. Ma ti dico, ha iniziato lui a tirarmi per la maglia e poi ci hanno trattonati, però con tutto rispetto, e poi era anche sbagliato, è stato fortunato, però ogni mezza ci fischia sempre contro, dovremmo migliorare noi per amor del Signore, però sembra che davvero vedono solo noi che tiriamo per la maglia. Sì, rigore è dir poco ridicolo, anche se poi vabbè, è andato Savi con sicurezza. Contro il palo. Io leggevo anche qualche commento dei tifosi, ne ha scelti due, uno in particolare che secondo me è abbastanza tecnico, nel senso che Alessio Azzoni, che dice è importante non retrocedere direttamente ma andare ai play out, poi al massimo si viene ripescati. Questo è sicuramente sinonimo di un po' gente che è quasi rassegnata a un campionato comunque di molto minore rispetto a quello che è il blasone del Mantova, mentre Stefano Rossi un po' con simpatia dice trasferta culinaria da 10, trasferta calcistica da 4. Rossi no, ma è il problema anche di Alessio, cioè adesso stai cercando di dire non retrocediamo subito, poi facciamo i play out e dopo ce la giochiamo. Io non credo assolutamente al discorso dei ripescaggi, perché non esiste. Se hanno intenzione di fare i 3 gironi della C unica magari già da quest'anno oppure massimo dall'anno prossimo, io sono abbastanza sicuro nel dire che non ripescheranno nessuno. Poi cioè, è abbastanza chiaro. Però la gente bisognerebbe che ricordasse meglio come sono i play-out, perché non è che tu fai quart'ultima e quint'ultima, la vincente si salva e la perdente retrocede. Poi c'è l'altro girone la perdente retrocede e la vincente deve giocare contro la vincente dell'altro girone, perché retrocedono 9 squadre nei 2 gironi, 3-6 direttamente, 7-8 dai primi play-out che ci sono e la nonna dalle 2 vincenti dei play-out la perdente retrocede, quindi diventa una quaresima, ragazzi, che c'è da mettersi le mani nei capelli. Io auspico che ci sono, come dicevo prima, 4 squadre nel giro di un punto e 2
saranno invischiate nella retrocessione e magari una di queste si salverà con i discorsi che io spero che il Mantova sia nelle altre due, quindi senza direttamente sul campo. Azzoni un punto in più dei play-out, dai, Esatto, possiamo farcela. Sentiamo anche Nicola Antonietti, che era per noi a Poggibonsi, il suo racconto della partita è un po' anche quello che sta nel contorno. Nicola. Ciao Alessandro, Ciao. un saluto agli ospiti e telespettatori. Ciao, ma guarda, Nicola. prima di iniziare nell'analisi io condivido quello che ha detto Claudio Turella, cioè il Mantova deve pensare a uscire anche dalla zona play-out, non solo dalla zona retrocessione, perché appunto per come sono strutturati i play-out si tratterebbe di un doppio spareggio estremamente difficile, cioè tieni conto che comunque su 4 squadre alla fine, di quelle che hanno i play-out, se ne salverà una solamente, per cui si tratta di qualcosa di estremamente complicato. Per un Mantova che ha dimostrato purtroppo, e questo lo dico, in previsione anche dei play-out nel corso della stagione, una tenuta, come posso dire, non tanto di condizione fisica quanto di condizione mentale piuttosto scarsa, perché come era difficilmente spiegabile, o perlomeno si poteva anche spiegare in parte la resurrezione passata dalla vittoria di Savona al successo di 3-0 contro il Treviso, è altrettanto inspiegabile il calo che c'è stato dal 3-0 col Treviso a questa sconfitta con il Poggibonsi, passando per l'1-1 con l'Alessandria. Effettivamente, al netto dei meriti del Poggibonsi, che è un'ottima squadra, e devo dire che contro il Mantova effettivamente si trova davvero a suo agio, perché poi in realtà il Poggibonsi non si trova in una posizione di testa della classifica e ha patito anche qualche sconfitta pesante. Effettivamente il Mantova ha subito un'involuzione dalla partita col Treviso a questa, o anche solo rispetto alla partita con l'Alessandria, abbastanza preoccupante. E quello che è saltato agli occhi di tutti è, al di là dell'ingenuità che sono state commesse nel primo tempo, che hanno portato poi al gol, perché ricordiamoci che prima del gol di Dal Bosco c'è stata un'altra occasione sempre per Dal Bosco e un'altra per Falomi. È anche stata la mancanza di reazione, o perlomeno la reazione del tutto sterile che c'è stata nel proseguo della partita. Le 4 punte, io ho chiesto, penso che a questo punto della trasmissione avete anche già sentito l'intervista a Mister Saurofrutti, ho chiesto conto delle 4 punte, ma più che una soluzione tattica si è trattato secondo me anche di un tentativo disperato di provare a mettere in campo tutte le punte disponibili per vedere se riuscivano a cavare fuori qualcosa. E la cosa che dispiace più di tutti è che né 5 e nemmeno Pietribiasi, che si è giocato solo 8 minuti, non sono mai riusciti a creare un pallone giocabile. Ne è capitato uno a Pietribiasi in pieno recupero, ma onestamente da quella posizione insomma ci voleva una prodezza insomma da fuori classe. Per cui diciamo che la trasferta di Poggibonsi lascia un Mantova che fa un paio di passi indietro dal punto di vista del gioco, e sarà necessario trovare al più presto almeno quella grinta che si era vista contro il Treviso per poter portare a casa i 3 punti, perché comunque anche con i pareggini non si riesce a fare tanta strada. Le avversarie dietro comunque non è che fanno dei grandi passi in avanti, hanno vinto solamente la Valenzana e il Lecco, per cui secondo me bisogna comunque portare a casa almeno 3 punti contro il Casale, e so che è difficile perché si gioca contro il capolista, però bisogna tentare in tutti i modi, perché dopo arrivano 2 trasferte consecutive a Bellaria e Rimini, e lì insomma si tratta di trasferte veramente pesanti. Per Nicola? Cui il Mantova deve ricompattarsi al più presto, ecco, perché oggi effettivamente si è visto veramente un passo indietro. Nicola? A livello societario invece so che c'era stato un po' un mezzo terremoto. Ma guarda, sì, hai detto bene, c'è stato nel corso della settimana c'erano state le dimissioni di Famà, subito dopo, o perlomeno più che le dimissioni di Famà, l'annuncio di dimissioni da parte del vicepresidente Famà, infastidito un po' dalla contestazione dei tifosi, ma soprattutto anche da una battuta che aveva fatto il presidente Bruno Bompieri, e anche per le modalità di ingresso di Boninsegna, a suo dire, di Boninsegna nell'organigramma del Mantova FC. Sembra che questo sia rientrato, cioè sembra che in realtà Famà abbia avuto di nuovo un riavvicinamento a Bompieri e al Mantova. Non è però ovviamente l'unica criticità del Mantova dal punto di vista societario, perché contemporaneamente ai problemi con Famà sono ancora aperti i problemi con il Mantova United e con Castagnaro in particolare, e da questo punto di vista oggi, a tutt'oggi, non ho avuto delle indicazioni che questa cosa possa risolversi in tempi brevi. Sul discorso Famà, facendo un rapido scambio di battute col presidente Bruno Bompieri, mi sembra di aver capito che si sta andando verso una ricomposizione tra le parti. Poi ovviamente
assumo la responsabilità di quello che dico, bisogna vedere anche questa tregua quanto durerà, perché abbiamo visto nel corso della stagione che insomma ci sono stati diversi alti e bassi da questo punto di vista che secondo me hanno comunque sconquassato parecchie volte la barchetta del Mantova, impedendole a volte di rimanere in linea di galleggiamento. Perché poi i giocatori dovrebbero isolarsi e andare in campo dimenticandosi di certi problemi che ci sono fuori dal campo. Ecco, qui abbiamo due giocatori, due ex giocatori del Mantova. Chiedo loro, è facile estraniarsi da questi problemi? È possibile? Come si fa? Come giocatore, tutti come giocatore? Sì, esatto. Ma come giocatore in genere si deve pensare solo a essere professionisti e alla prestazione e a dare il massimo sul campo. A livello inconscio... Certo che se la società ha dei problemi, ha già dei problemi, la società queste cose hanno una ridondanza maggiore, nel senso che invece se la società c'è presidente, direttore sportivo, allenatore, i punti fermi sono quelli e quindi è più facile. Quando ci sono dei problemi come ha avuto il Mantova quest'anno, anche i giocatori possono prenderlo come scusante o comunque come dire, hanno più difficoltà, ecco. Però il giocatore deve essere professionista dal mio punto di vista. Claudio? Dipende dal carattere dei giocatori, perché io personalmente ho giocato un anno che da novembre era sparita la società fallita in mano al curatore fallimentare. Ci siamo guardati in faccia, abbiamo pensato che era giusto giocare perché non potevi andare da nessun'altra parte. A Prato, quindi Serie C, quando c'era la C unica, ci siamo salvati e alla fine sono entrati anche degli imprenditori che hanno preso il Prato e l'hanno salvato. Quindi io le due cose mi piace scinderle, la società ha i suoi problemi ma se li deve risolvere nelle sue stanze, i giocatori hanno lo spogliatoio e ripeto, nello spogliatoio mai come ora serviva un uomo di esperienza come Roberto Boninsegna, perché lui ha esperienza da vendere, ci porta tutti a scuola per le categorie che ha fatto e per le squadre dove ha giocato. Caratterialmente l'abbiamo sempre letto quando giocava che era il più cattivo, il più carismatico senza dire altre parole, quindi carattere ne ha da vendere, di conseguenza credo che riesca a trasmetterlo anche con qualche cazzotto fisicamente, non parlo metaforicamente, in bocca a qualcuno se serve, però tutto deve portarci alla salvezza, quindi la società che risolve i suoi problemi e se non riesce a risolverli se ne parlerà quando sarà il tempo, lo spogliatoio deve necessariamente trovare i punti per salvarsi senza attaccarsi a situazioni societarie che non c'entrano niente. Deve salvarsi con i propri mezzi e credo che a livello strutturale Sauro Frutti insieme a Roberto Boninsegna in questo momento siano le persone adatte, data l'esperienza, data tutto quello che hanno dietro come bagaglio personale da trasmettere ai giocatori e dallo spogliatoio. Ecco, siamo ormai alle battute conclusive, io andrei a vedere la prossima giornata, quindi ancora il Mantova è impegnato, questa volta al Martelli, la 31esima giornata vede Alessandria Savona, Borgo Buggiano Valenzana, Mantova Casale, quindi partita assolutamente al cardiopalma, Montichiari Pro Patria Aurora, Renate Rimini, San Bonifacese Giacomense, San Marino Poggibonsi, Sant'Arcangelo Lecco, Treviso Bellaria, poi Virtus Entella e Cuneo. Ecco, in chiusura, come dicevamo, vi chiedo un'ulteriore cosa, se secondo voi all'interno del gruppo manchi un leader. Guarda, in queste cose bisogna esserci dentro. Abbiamo visto Zaninelli che sicuramente è uno dei giocatori di maggiore esperienza. Ma ci sono giocatori di esperienza, giocatori come Spinale, come gente che ha fatto le categorie superiori, però bisogna essere dentro lo spogliatoio. Io da esterno non lo so. Da quello che vedo in campo manca un po' di uno che abbia la personalità che nei momenti difficili rischia a trascinare. Anche perché proprio in questi momenti ci si aggrappa poi. Proprio in questi momenti serve e io da vedere la partita da tifoso, andando al Martelli la domenica, manca un po'. Purtroppo sono quei personaggi che, come dicevo prima, non sono stati acquistati dal Mantova. Claudio? Beh, io credo che il discorso leader, che solitamente lo sento fare nel calcio, sia una cosa molto astratta, perché il leader è uno che nasce con le caratteristiche di leader, non lo diventa attraverso l'esperienza o il fatto che abbia, come Spinale per esempio, 10 anni di esperienza di Serie B e che sia il più vecchio. È carismatico sicuramente, ma il discorso leader è una cosa diversa. Il discorso leader è dentro il campo, fuori dal campo, negli spogliatoi, a casa sua, lui è leader, quindi nasce così e riesce a trasmettere la forza al gruppo. Era leader.
Boninsegna aveva le caratteristiche, manca un po'. Aveva le caratteristiche, ma il leader uno ci nasce, cioè è una qualità che è un dono insieme agli altri doni che hai per poter giocare a calcio, o giocare a biliardo, fare il tennista o giocare a rugby e compagnia bella. Non l'hanno comprato perché è difficile da comprare. Dice, mi serve sui mercati, a volte quest'estate mi chiamava qualche squadra, mi servirebbe un leader. Cioè, di partito politico, un leader di giocare. Ragazzi, nel calcio io ho smesso di giocare da un po', purtroppo, quindi nel calcio adesso. Invece la partita con Casale in casa, insomma, è una che partita. possibilità ci sono? Le possibilità ci sono di fare una grande partita, il Mantova deve fare una grande prestazione e sperare che il Casale sia sottotono, però se il Mantova fa una grande prestazione penso che abbia le possibilità di fare punti. Perché però, dire allora il potenziale tecnico e fisico? Ma insomma l'abbiamo visto, il potenziale è quello di una squadra che, come ha detto Claudio, magari non è da ultima in classifica, però neanche è una squadra che si può salvare sicuramente. Però Frutti e Boninsegna hanno impostato una squadra semplice con 4-4-2, infatti sta prendendo meno gol, è un po' più coperta, più quadrata, rischia meno, però insomma abbiamo di fronte domenica una partita difficile, insomma, e ci vorrà anche un po' di fortuna. Partita difficile e fondamentale, dimmi pure Claudio. No, io credo che di partite difficili ne abbiamo 9 dai contrari, non abbiamo una più difficile delle altre, però quello che chiedo alla gente è di guardarle uno alla volta, perché anche Nicola ha detto, poi abbiamo 2 trasferte, chi se ne frega, cioè possiamo andare fuori anche 10 volte, una partita alla volta. Abbiamo la fortuna che siamo riusciti attraverso la società a cambiare in corsa quello che la federazione, senza ragionare, perché ti aveva messo il recupero mercoledì, quindi giocavi domenica, mercoledì con l'Alessandria, oggi, mercoledì il recupero, domenica un'altra partita, cioè ammazzi la gente, quindi per fortuna l'hanno capita e l'hanno spostata a mercoledì prossimo, quindi hai 2 settimane trittico, domenica, mercoledì e domenica, riposi fino a domenica, poi riprendi domenica, mercoledì e domenica. Tutte le partite sono difficili allo stesso modo, che arrivi la prima, che arrivi l'ultima in classifica. Dobbiamo tirarci fuori noi e non sperare che a furia di punti di penalizzazione, di stipendi non pagati, mandino giù tutte le altre. Noi dobbiamo salvarci con le nostre forze e quindi bisogna stare vicini a questa squadra, uniti a questa squadra, perché il potenziale per salvarci c'è. Poi torno a dire per l'ennesima volta, se qualcuno non l'ha capita, se dobbiamo dare qualche bastonata la diamo a salvezza raggiunta, diamo tutte le bastonate che vogliamo a chi vogliamo. Io se magari mi metto davanti se sono uno dei primi a doverle prendere. Io ringrazio te Claudio Turella e Nicola Trentini per il vostro contributo a questa trasmissione. L'appuntamento è fra 7 giorni esatti, nella speranza che il Mantova contro il Casale c'entri una grande impresa.